Continuano le polemiche riguardanti il progetto dell'area ex Umberto I, il cui destino è ormai sempre più incerto. Il voto contrario della municipalità alle modifiche introdotte dalla variante sta mettendo i bastoni tra le ruote al progetto dell'area, rischiando di far saltare il parcheggio e il parco. Preoccupazioni arrivano anche dall'opposizione, che definisce il progetto ancora poco chiaro. Quel che è certo è che ora tutti hanno fretta di chiudere, soprattutto per non perdere gli investitori disposti a sborsare cifre ingenti per la riqualificazione dell'area. È chiaro che all'interno della municipalità ci sono elementi di preoccupazione per il possibile sovraccarico alla viabilità, dichiara il vice sindaco Sandro Simeonato, preoccupazione confermata dal presidente della municipalità di Mestre Centro Massimo Venturini, che oltre a ribadire il problema della viabilità mette in evidenza anche quello legato alla mancanza di una residenza protetta per anziani, ma soprattutto mette in evidenza la questione dei padiglioni gratuiti, anche perché il comune, pur offrendo 10.000 metri quadri di terreno in più a uso commerciale e un aumento di cubatura per la destinazione alberghiera, non riceverebbe nessun beneficio gratuito. In poche parole, la municipalità non vede in questo progetto un grande beneficio per la città. L'opposizione stessa ritiene che la contrapposizione della municipalità possa essere motivata almeno fino a quando non sarà tutto chiaro. È fondamentale fare anche un po' di conti, sottolinea il consigliere Renato Boraso, non vogliamo e non possiamo indebitarci ulteriormente. Chiediamo alla maggioranza di conoscere tutti i punti fino in fondo.